buonasera a tutti. Vi presentiamo gli sketch di oggi. Il primo è la lettera anonimo. Vi auguro una buona visione intanto. Sentiamo i commenti da dietro, abbiamo Radio Roma che ci ospita. E buona visione. Radio Milano. Tesoro, sei pronta? Dobbiamo andare a teatro. A teatro, ma me ne sono dimenticata, Moruccio. Ma come te ne sei dimenticata? 2 settimane che ho preso i biglietti per la prima alla Scala e tu te ne dimentichi così? Che ci vuoi fare? Me ne sono dimenticata, perdonami, Moruccio, e va bene, ormai è tardi. Come tardi? Dai, vai a prepararti che facciamo veloce, dai, ce la facciamo. No, ma io non posso perché ho dimenticato di ritirare il mio bellissimo abito in lavanderia. Ma guarda che sono passato dal Matteo a pagare il campeggio, ci ha fatto anche uno sconto. Poi sono passato in lavanderia, ho ritirato il tuo bellissimo vestito leopardato proprio per l'occasione. L'hai ritirato? L'ho ritirato. Va bene. E comunque non posso perché non ho un paio di orecchini adeguati per il teatro. Ma tesoruccio mio, ma tuo maritino caro è passato prima da Matteo, ci ha fatto uno sconto per il campeggio, poi sono andato in lavanderia, ho ritirato il tuo vestito leopardato e poi che hai fatto? E poi sono andato in gioielleria. Gioielleria? E ti ho preso 2 orecchini di Swarovski, bellissimi. Con i soldi di Matteo? Con i soldi di Matteo. Grazie, amoruccia. E però non posso venire perché... il mio povero gattino Puffi è uscito e non è più tornato. Ma tesoruccio mio, sai tuo maritino cosa ha fatto? È passato ancora da Matteo a pagare il conto. Ci ha fatto risparmiare pure. Con questa animazione. Animazione Brava. scadente. Poi è passato in lavanderia a prendere il tuo vestito leopardato, quello appariscente delle grandi occasioni. Che mi sta benissimo. Che ti sfila proprio, sembri Brigitte Bardot. E poi sono passato in gioielleria a prendere i tuoi fantastici orecchini di Swarovski. Con i soldi di Matteo. Con i soldi che abbiamo risparmiato di Matteo, poca roba però, non è che... E poi, per rincasare verso casa, ho visto il nostro gattino, Trombino, che dopo aver consumato un'altra gattina, piano piano si stava avviando verso casa. Qui? Allora, è Quello arrivato. non è un gatto, quello è un coniglio. E vabbè, che ti devo dire? Mi preparo e vengo a teatro con te. Ma adesso fai una bella cosa, guarda, siediti, mettiti comoda, rilassati, ti preparo un bel tè, così dopo ti fai una bella doccia e ti prepari per lo spettacolo. Grazie. Bravo! Entra, muoviti. Ma dai, ma non sei ancora pronta? No. Guarda che ci sono quei 2 bei maschioni che ci aspettano nella merdece, sono giù. Dove ci aspettano? Nella merdece. E che è sta merdece? Quella con 4 ruote, il mirino, brum brum. Cretina, si dice Mercedes. Ma io non sono Mercedes. inglese, non sono Non inglese. sai l'inglese. E comunque non ci posso venire. Ma perché? Perché mio marito proprio stasera ha comprato 2 biglietti per il teatro. E vabbè, ma fallo andare da solo. E che gli dico? No, devo andarci per forza pure io. Vabbè, cara, mi dispiace un sacco. a me. Ma non ti preoccupare, mi sacrifico io. Vado con loro, con quei 2 bei maschi. No. Ci vengo anche io, cara. Facciamo così, dobbiamo trovare un escamotage, ecco. Che stai facendo? Cerco l'escamotage. E che fai, lo trovi per te che sei tutta scema? Dillo prima che un uccello, no? Via. Ma che me l'ha mandata questo? L'escamotage è una scusa. Dobbiamo trovare una scusa. E dillo prima, parla in italiano. Scusa, si dice. Scusa. Ho trovato. Diremo che mio marito mi tradisce. Scriveremo una bella lettera anonima. Ecco. Ma dai, ma c'è fretta, ci stanno aspettando. E poi vuoi scrivere una lettera
lettera anonima. Ma chi è sto anonimo? Ma che sei tutta scema? La lettera anonima è una lettera che non si firma, è chiaro? Hai capito? E muoviti. Siediti. Mi siedo. Detto io che tu non sei manco scrivere. Allora, la data, Di quando? oggi, Cornuta fresca. 26 luglio 2019. Cornuta fresca e pure precisa. Cara amica mia, ecco sì. Dai, bello, bello, dai. No, non va bene. Amica mia cara. Sì, bello, bello, dai. No. Cara amica, ecco così. Togliamo mia. Sai dove lo mettiamo il mia? Lo so io dove lo metterei. Ti informo. Ti informo. Ti informo. Ti inforno. Ti informo, no? Ti inforno come un pollo con 3 gambe. Le gambe, ma un pollo e mezzo, che scema. Che sei tutta scemo, vero? Ti informo che tuo marito. Che tuo marito. Che tuo marito.